Kid Grazie a Slam, te, ciao Gianni. caro, Eccomi. la Rappazza, stiamo La dando Rappazza. spazio a questo... Eccoci qui. Allora, buongiorno a tutti gli amici marziani e tutti gli ascoltatori della Rappazza. Innanzitutto volevo rispondere al messaggio di... Guarda, mi hai fatto padrone casa, esce fuori, ti hai pigliato il microfono, mi hai cacciato, cioè... Ma Gianni, sto schifando un po' che Vai, continua, No, vai. volevo rispondere a Sosigno perché mi ha chiesto riguardo Uomo Disu che fine avesse fatto. Bene, rispondo subito che Uomo Disu sta incidendo il suo nuovo disco e a breve poi lo presenteremo. Bene. E avevo promesso poi un saluto a due amici marziani, Peppe Acab e Babe San. Inoltre oggi vorrei parlarvi di un noto elemento di spicco della cultura hip hop partenopea. Posso dire una cosa, scusate conduttore? Allora, no, volevo dire che la musica hip hop e rap napoletano è una musica che va assolutamente scoperta, quindi lo dico a te che non sai che cos'è, senti, perché questi ragazzi scrivono delle poesie bellissime, Bravo, Gianni, spesso bravo. belle come quelle di Pino Daniele e di come tanti altri del passato, capito? Allora, Esatto, vuoi far sentire un pezzo di un tuo amico, No, di un sì, nostro sì, amico? sì, di un nostro caro amico Vincenzo Artigiano, in arte speaker Il Censu. grandissimo speaker Censu. Però prima vorrei introdurre un po' chi è Speaker Censu per chi non conosce quest'artista. Allora, un artista poliedrico, inizia giovanissimo nella primissima formazione della famiglia per poi emergere prepotente a soli 14 anni nel primo successo dei 99 posse Curru Curru Waggio. Ah, c'era anche lui dentro. Certo. Caspita, hai capito quante cose? Curru, Lo guaglio. Waggio. E Esatto. poi diventa insomma produttore, diventa produttore, autore. in Ma ci- facci sentire il pezzo. Io veramente volevo fare una telefonata, Gianni, perché volevo telefonare. Facci sentire prima il pezzo. Prima il pezzo? Ma sì, assolutamente. Ero per telefonare, ma signora Sì, Consiglio. non ti preoccupare. Soda Studio Remix, come on. Morantique in the building, baby. Louis Spada in the mix. Vai Mobe. Sto quaderno è proprio all'inferno. Intano quadra pa' che un è ferma. Un male serena gente interna. Frida quello pure si ne vierna. Scolla in fronte tenga tisa che nierva. Ma metta mani cosa buona, ietta nata delusione. Se tu sei stata vittima dell'indecisione, come sulla un'espressione senza distinzione. Questo tempo ribuscica para una buona. Tanimma, una sporti classicona con prima. Porta recidiva in coppa chi che rimma. E si guadagna solamente per un cicto cicco limma. Picciamo un conto favola, con l'ansia casa magna e tal'anima. Sti foglie coscia nutriforma, che stia voce che l'ansidia quando a notte non dorma. Comunque stanno fatta sotto, o beva che a pazziella sedotta. Si li pigliati faccia e poi ti fatta sotto. Si tu caccio tritoli in unica di botto beh. Comunque stanno fatta sotto, a gente che non dorma notte. Tutto domanda ancora quando faccia botta. Per me c'è buona se arriva stanotte, mucca a te. O fritta e fritta come pizza Ernesta. A sangue che non regge questa. Mastina bellina, pastura l'indivica scura. Guagliona cresciuta con mille paure tra guardie assassina. Tu minamente in mura antica. Un rap mio colore rovica. Sona calore e fatica. E se a vita facita è meglio che non va una facita. Tanta inalita infinita. Quanta nasita uberita. E ancora non si è capita chi va a parte chi. Si stanno fatta sotto che le fatta a me. Troppo una certa in carta sola per contrisi. Io ricordo magna fantasia. Potani fu X per da poesia l'alleria. A capa si fa sempre più passante alleggeria. È una malattia. Per me facito punta a chi. Facciano fatta sotto e poi me ne pozza sa chi. Comunque stanno fatta sotto. O beva che a pazziella sedotta. Si li pigliati faccia e poi ti fatta sotto. Si tu caccio tritoli in unica di botto beh. Comunque stanno fatta sotto. A gente che non dorma notte. Tutto domanda ancora quando faccia botta. Per me c'è buona se arriva stanotte mucca a te. Comunque stanno fatta sotto. O beva che a pazziella sedotta. La vicina di casa di mia zia, nel rione Sì. Berlingiri. Aspita. Cioè, ogni volta che va, che là comunque mi metti in derriccia, martella, Sì. spiega il censo, e che puntualmente mi mette sicchera con quelli. Perché ti metti a fare il freestyle, a rappare, a Mi sentire... metto a rappare. ad Quanti alto anni ha la volume. signora Consiglia? Più di 50 anni. Chiamiamola, va, vediamo che vuoi chiamami, fare. chiamami. Guarda, mi fido di te, non so che Sì, cosa sì, vuoi sì, sì, dirle, ma lo sa che sei su Radio Marte, le l'hai detto? No, non sa per niente proprio. Non sa nulla, Nulla, vabbè. nulla. Vediamo. Speriamo che oggi non mi succeda che mi caccino dalla radio. Pronto? Pronto? Buongiorno, signora Consiglia. Sì, lei chi è? Signora Consiglia, sono Antonio, non potranno uccello in Dorione Berlingiro.
Chi te slay? Chi parato numero Signora Consi, dice male parola perché siamo in diretta. Signora Consi, sta Gianni Simioli qua che vi vuole parlare. Ma chi parato numero Signora Consiglia, siamo in diretta. Signora Consiglia, buongiorno, sono Gianni Simioli. Oh, scusate. La vedo, la sento un po' arrabbiata, non sopporta la musica hip hop lei? Ma no che non la sopporto. Mi stava facendo perdere l'amicizia con la figlia. Perché? La figlia dice, ma che la guaglione, non ti visto quanto è bella la musica? Comunque prima si spara le persone, ma si sparti, ma manca un limone. Addirittura, per mezzo all'hip hop, ma a lei non piace questa musica? Sì, a me piace, ma è una cosa esagerata, ragazzi. E qual è? Ma proprio ha fatto pure corrompere le figlie mie. Cioè, nel senso? Ma la mattina a sera si mettono in orecchie. Che si sente, signora Consiglia? Mi per distrazione. Signora, ma qual è il suo pezzo rap preferito Chi sono gli napoletano? artisti che vi faccio sentire, signora Consiglia? No, ma a me piace anche il Cingenz. Chi è? Speaker Censu Cincenzo. Ah, Speaker Censu. Si chiama Speaker Censu, signora. Non è che stu piezzo è buono cristiano. Vabbè, tutto a posto. Vabbè, signora Consiglia. Vabbè, è stato un piacere. Arrivederci, signora. Ci vediamo prossimamente presso il Rione Berlinghieri. Signora Consiglia, grazie. Anche a te, ciao. Arrivederci. Ciao. Ma tu mi hai fatto Ciao. passare. Vabbè, chiudiamo, va, grazie. Grazie a Tony Molà.